Nuova edizione di Mangia in Bassia con tante prelibatezze, momenti di festa e degustazioni. Sì, siamo arrivati alla nona edizione di Mangia e Passia, il piccolo festival del cibo di strada. Insieme con Legambiente abbiamo organizzato e continueremo a organizzare questo importantissimo evento perché le prelibatezze sono tutte da gustare con tanti espositori, dall'agroalimentare di qualità ai piccoli artigiani, hobbisti, eccetera. Poi durante il tardo pomeriggio sarà il concerto in acustico di Flavio Coloma in arte Bebo e poi ci saranno il teatro di strada con Gian Domenico Amato. Claudia Casa al via il 2 giugno a Ioppolo la nuova edizione di Mangia e Passia. Ecco, quali le novità di quest'anno? Ma intanto diciamo che così come per gli eventi sportivi, man mano che ci si avvicina all'appuntamento clou si dice che si va in trance agonistica, noi in questo momento siamo in trance organizzativa, non solo perché appunto la data è ormai vicina, quella del 2 giugno, ma perché quest'anno abbiamo avuto un boom di richieste di partecipazione da parte degli stendisti, sia per quanto riguarda il cibo di strada, ed è inutile che io stia qui a elencare tutte le cose che si potranno gustare perché veramente ci sarà di tutto di più per soddisfare tutti i palati, ma il numero che è raddoppiato è quello degli artigiani sostanzialmente, ma anche delle aziende che faranno degustazione e vendita delle loro produzioni, tutte aziende di qualità. E poi ovviamente diciamo ci saranno i momenti di spettacolo che abbiamo previsto, avremo il concerto in acustico di Flavio Coloma in arte Bebo, che ha partecipato 2 anni fa alla manifestazione Dalla strada al palco riscuotendo grandissimi consensi. Avremo il ritorno di Gianmarco Amato con il suo teatro di strada, anche lui alcuni anni fa era stato al Mangia e Passia e aveva coinvolto pienamente tutto il pubblico che ha assistito al suo spettacolo, e penso che sarà la stessa cosa anche quest'anno. E poi un ritorno che soprattutto a me è graditissimo è quello della Modern Music Orchestra, l'orchestra giovanile che aveva partecipato alle prime 2 o 3 edizioni di Mangia e Passia e che poi diciamo avevamo un po' perso di vista, ma quest'anno ritorna e avremo dei bellissimi intermezzi musicali con questi giovani che allieteranno veramente l'atmosfera di Mangia e Passia.